Un territorio che ha subito un'urbanizzazione che in Italia è seconda solo a quella lombarda. A chi di notte si trovi a sorvolare il territorio veneto non può sfuggire un'immensa distesa di luci senza soluzione di continuità, l'immagine di una grande area metropolitana che in pochi decenni ha cambiato radicalmente il paesaggio veneto. E la stessa provincia di Treviso non fa eccezione, ma amplifica ulteriormente un modello di sviluppo urbano polverizzato e diffuso che ha bisogno di essere governato e corretto. Ed è questo l'obiettivo della variante al piano territoriale regionale di coordinamento, che sarà presentata a settembre alla Giunta regionale del Veneto. Paesaggio, economia, mobilità, riordino degli enti locali. Di tutto questo dovrà occuparsi il PTRC, principale strumento di pianificazione regionale del territorio, le cui linee guida condizioneranno a cascata le scelte future di province e comuni in materia di pianificazione urbana e di sviluppo del territorio. Noi dobbiamo guardare la dimensione di oggi, che è di semplificazione, di risposte veloci ai cittadini. Parliamo anche di piano paesaggistico, quindi meno vincoli o certezze per chi deve operare nella propria casa, nel proprio capannone, nel proprio territorio, sapendo cosa può fare e se può fare. Questo è il senso del lavoro di oggi, quindi semplicità, e poi in qualche modo sapere che lo sviluppo degli anni scorsi in qualche modo ha avuto uno stop. Noi vorremmo allora ripensare al Veneto con delicatezza, con le giuste opportunità, creare un Veneto che sia per il futuro, un Veneto dove cultura e turismo, che sono la miniera del futuro, trovino casa. E allora, siccome siamo l'unica regione al mondo, unica, che ha in sé tutto, per quanto riguarda l'offerta, abbiamo i mari, i laghi, i fiumi, abbiamo il delta del Po, abbiamo le colline, la pedemontana, abbiamo le nostre montagne, abbiamo le città d'arte, abbiamo le ville venete, siamo la regione d'Italia con più siti UNESCO classificati. Allora, se tutto questo è, dobbiamo fare in modo di presentarlo al mondo nel miglior modo possibile.